Agiù, agiù, ah, Napoli rossa la spadù, la ma piglia? Come non la ma piglia? È impossibile, com'è possibile? Come che è possibile? Com'è possibile? Agiù, scusate per l'intro, un po' lunghetta, scusate. Scusatemi veramente, agiù. Perdono, kid. Vabbè, vi saluto. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, spaccato, Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di un acquisto che ha fatto l'Atalanta. Perché l'Atalanta ha raccontato oggi nel video del calciomercato di mezzogiorno delle 2, erano 2 e mezza, no, erano le 3, scusate. Che Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Ma come si fa, no? Cioè, Kiss, no? L'Atalanta ha fatto manco mezza giornata di trattative con questo. Come l'ha convinta Raspadori? Come l'ha convinta? Come l'ha convinta? Come volessi sapere? Come l'ha convinta? Cioè, che se ne hanno tolto, l'hanno fatto suo. Cioè, ma io, ma che è possibile? Cioè, ma perché? Cioè, Raspadori, ma proprio tu. Cioè, tu stavi trattando con la Roma. Facendo questa cosa è mancato di rispettare la Roma, alla Lazio, al Napoli. Perché prima tu dici, ah no, io metto da parte le squadre, le altre squadre perché voglio andare, soprattutto per i napoletani, perché tu dici, perché voglio andare a Napoli. Come si chiude l'Atalanta? Cioè, oggi io guardate che mi sono iscritto stamattina. Guardate, Coppa non me l'ha già scritto. Non so se si legge. Ho scritto I Coppa mano. So se si legge col cuore sopra. Love Napoli. Cioè, ma giù. Ma cioè, se tu ok, dici io voglio andare a Napoli, metto da parte le altre squadre, nonostante a livello economico, a livello di minutaggio mi danno di più e voglio andare a Napoli. Ah, boh. Io qua, stesso ieri, stavo pensando, boh, chi si sta mettendo da parte tutte le squadre, si vede che a Napoli ci è rimasto impresso. Ma a quanto pare questo qua non ha avuto manchi rispetto per nulla. Perché qui, nonostante il Napoli stava trattando per lui per 2, 3, 4 giorni, forse anche più di una settimana, questo qua ha messo, cioè, ha buttato nel gabinetto, per non dire un'altra parola, il Napoli, ha fatto perdere del tempo al Napoli. E in mezz'ora, penso, mezz'ora, massimo 2 ore, ha trovato l'accordo con l'Atalanta perché mo, se non sbaglio, l'Atalanta l'ha acquistato per allora, l'ha acquistato per 22 più 3 di bonus. No, scusate, 22 più 5 di bonus. Quindi siamo intorno ai 27 milioni di euro. Poi di stipendio, se non sbaglio, c'era tipo dai 3 ai 5 milioni, non mi ricordo. Più o meno, Cioè, in quanto tempo? Al massimo 2 ore. Cioè, da Napoli si tratta una settimana, a c'è una settimana. Non ha manco risolto la trattativa. Poi, con la velocità che teniamo noi, posso pure capire. Invece con l'Atalanta, cioè mise 2 ore massimo. Vogliamo esagerare? 2 ore e mezza.
Però oggi tu ne hai tenuto proprio rispetto a tutte le squadre, a prescindere dal Napoli no. Ne hai tenuto un briciolo di rispetto. Cioè, al massimo con l'Atalanta trattavi per 1, 2 giorni, e almeno così uno poteva pure capì. Ma tu hai trattato per massimo 2 ore. Cioè, 2 ore hai trattato massimo 2 ore e mezza. Quindi, cioè, tu ci stai proprio, sto proprio in giro tutti quanti. Cioè, ma stiamo a parlare? Vabbè. Grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a giù.